Questo è un dato significativo, un passaparola fra amici, senza investimenti oltre, che sono solo situazioni che servono a chi dalla politica ha fatto il mestiere della sua vita per rubarci anche quei pochi soldi che ci sono rimasti. Noi abbiamo fatto tutto con le nostre risorse e la gente che è qua è spontanea, Mauro. Mauro, grazie per il coraggio che hai di rappresentarci. Noi ci siamo. Come dice e ha sempre detto l'amico Alessandro Sorgia, la rivoluzione c'è, è partita da tanto, è partita quando tu hai deciso di formare Unidos, di unire quelle anime che non ne possono più, signori, non ne possono più. Noi siamo liberi e convinti in massa perché non ne possiamo più degli stessi nomi, delle false promesse, del meschino clientelismo per recuperare qualche voto dai poveracci. Ma dobbiamo smetterla. Noi dobbiamo essere uniti e reagire per dire basta all'essere isolati nell'isola. Non ci possiamo muovere liberamente. Non abbiamo le risorse, non ci permettono di muoverci, di confrontarci. Siamo isolati nell'isola, culturalmente, economicamente. Ci stanno rubando l'anima, qualcuno ha parlato di identità, ci stanno rubando anche quella. Non ne possiamo più, non ne possiamo più. Io dico uniti per reagire, voglio fare dei flash, perché non è tutto, però io voglio fare dei flash che servono da input. Dobbiamo essere l'esercito della vita, l'esercito della Sardegna, l'esercito di chi vuol dire basta. Vuol dire basta a una Sardegna bloccata in tutti gli ambiti produttivi. Basta con le tasse ingiuste, con un patto di stabilità che serve solo a far diventare ricchi o sempre più ricchi i ricchi e ridurre ancora di più il popolo alla povertà. Qualcuno ha parlato di luce. Letta ci dice ci stiamo riprendendo. Ma di che cosa ci stiamo riprendendo? Signori, ci sono cittadini che non vedono più neanche la luce della candela, o solo la luce della candela, perché non hanno più soldi per pagare le bollette. Non se li hanno, diciamola la verità. Non hanno soldi per comprare il pane la mattina. Non siamo i cravattini, signore, non siamo i cravattini. Mi fanno ridere, io leggo i giornali, cambiamo nome. 1, 2, 3, non faccio nomi, le stesse persone. Ma io mi rifiuto di stare in questa Sardegna. Ma no, vai avanti, guidaci. Non se ne può più di questa Sardegna dei baroni. Altro che il 1794, Sardegna. Ma da che l'abbiamo liberata la Sardegna? Da nessuno. Andiamo avanti, uniti, Meda, Sabios Unidos. Ma con grinta però, con grinta. Non fermiamoci, scusate l'enfasi, ma ci vuole. Io non ne posso più, sono qua, Mauro lo sa che non ne posso più. Non mi vergogno, io penso a chi non ha lo stipendio, chi non ha la casa. Io devo dire, mi vergogno, 2 stipendi, non arrivo a fine mese. Figuriamoci chi non ha lo stipendio. È triste che chi sta lì faccia finta di prenderci ancora per i fondelli. Ma non siamo scemi. Non siamo scemi! Svegli! Reagire! Svegli! Liberi! Ma svegli! Svegli! Scusate, cioè io parlo. Scusate. Signori, siamo stufi di chi ignora il popolo sardo, di coloro che governano l'isola nazione e ci ignorano. Non ne possiamo più di coloro, la maggior parte dei nostri attuali politici che sono lontani da chi non ha lavoro,
da chi non ha i soldi, come ho detto prima, per pagare le bollette, per comprare il pane, da chi è dentro, e questa è bella, da chi è dentro i palazzi a fare gli inciucci, non si rende conto manco delle leggi che passano. Però poi, anche qua c'è un nome e cognome, non lo dico, però poi fa i banchetti. Prendiamo la firma qua, protestiamo, ma se sei là dentro, perché vai a fare i banchetti? Ma di cosa stiamo parlando? Ma vai via, dimettiti, fuori, fuori. Fai i banchetti, ma sei lì che puoi decidere, ma decidi. Poi ti ricandidi, cambi nome. Allora, mischino, poi vai in campagna elettorale, però mischino, posticino, 3 mesi. Non facciamoci ingannare, signori. Io venivo qua con un grande amico imprenditore che mi diceva: il pluralismo, la situazione, l'intervento globale porta ricchezza, non dare all'uno e all'altro, divide i timpani. Vieni qua, vieni da solo, però sottovoce, posticino. Zitto, voto, quanti voti? Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Cosa stiamo parlando? Cioè ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ho preso qualche appunto perché non volevo dimenticare una cosa. Allora, i prezzi proibitivi l'abbiamo detto. Ma basta anche col farci prendere i fondelli con le risorse dello Stato che ci spettano, che non danno mai indietro. Noi paghiamo le tasse, tu hai guadagnato, vieni qua, l'altro sempre più ricco, noi sempre più poveri. Basta con i terreni incolti. Tu giri la Sardegna, tutti i terreni incolti. Quelli irrigati, gli altri prendono, coltiva. In quello dove non c'è l'acqua. C'era un periodo in cui in Sardegna non c'era mai l'acqua. Un certo signore, Mauro Pili, dice: facciamo l'interconnessione dei bacini, che significa basi comunicanti, uniamo le forze, unidos. Facciamo l'interconnessione dei bacini, quindi c'è più acqua al lago Amodeo, c'è più acqua a Badesi, portiamola lì e viceversa. Semplice. Non si parla più della crisi, ma non si parla mai. Vuoi dire? Mauro Pili ha risolto il problema. Vuoi dirlo? Non se ne parla più. Però è stato lui. Facciamogli un applauso, è stato lui che aveva i poteri di guerra allora. È stato lui. Adesso basta, riportiamo un po' di silenzio qua. Reagire per dare alla Sardegna e ai sardi il valore strategico che meritano. E ognuno di noi ha un grande valore strategico, signori, valore strategico culturale, turistico, cioè agropastorale. Noi abbiamo ragazzi qua, dico Master Black, qua. Abbiamo ragazzi che qua pur ormai non ho capito come funzionano 4 lauree. La prima laurea, 22, e poi devo 23 l'abilitazione e poi la specializzazione, poi fare specialistica. Io conosco già 3, 4 a 40 anni, però sono un po' grande. Ora devo aiutare questa è la legge fatta da chi conoscete, dobbiamo aiutare quelli che hanno 25 anni, non più, però senza diploma. Sei laureato? Non puoi entrare. Fortuna, quello ha lavorato, ha fatto. Allora basta con la non politica, quindi ridare forza e reagire alla non politica, soprattutto a quella, diamo forza alla politica di coloro che comunque non la vedono come strumento per arricchirsi, ma come strumento per gli altri, come fa Mauro. Basta col subire le ingiustizie che di fatto non ci permettono di vivere, ci impediscono di dare il vero valore al dono più importante che abbiamo. Questo lo voglio ripetere, lo voglio disegnare con le mie parole, con i miei gesti. Signori, noi siamo qua perché abbiamo la vita. Abbiamo la vita per vivere. Se noi non siamo messi in condizioni di vivere, non abbiamo ancora vita. Qua la cosa più importante è vivere. E ci devono mettere in condizioni di vivere. Qua anche il bambino più piccolo capisce che se io sono qua in corsa e
mi impediscono di vivere. Ciò significa che qualcosa è sbagliata. Correggiamola. Chi è lì pagato per decidere, per risolvere, lo faccia. Noi non li vogliamo più questi politici poltroni inetti, non li vogliamo più, signori, non li vogliamo più. E Mauro, io e penso tanti di noi ti seguiranno se abbiamo questa linea. Noi vogliamo il politico come Mauro che sta rinunciando a una suo futuro anche oltre, garantito dai baroni della politica e del potere, per fare una battaglia di popolo. Procurare e moderare baronessa di Lamia. Questo era il tema. Mauro, grazie per aver scelto di guidare questa importante storica rivoluzione. E te lo dico in una frase, rinunciando come sempre ai personalismi e mettendo in primo piano il bene comune. Grazie. Forza Sardegna libera, viva la vita, meda Sabios Unidos. Grazie Cino. Adesso Cino io ti metto in difficoltà perché la sfida